Innanzitutto buongiorno. In questo momento ci troviamo sul lago di Iseo, sponda di Bergamo. Anche oggi, come nello scorso video della Brica, sono zavorrato. E ora andremo a fare tutto il lungolago della parte di Bergamo, fino a un certo punto ovviamente, perché poi abbiamo deciso di salire e andare a vedere una delle panchine giganti. Lo sto già facendo. Sì, ormai adesso ci sono questi due qua davanti, la facciamo tutta a 20 all'ora. Finalmente ho superato il furgone di merda e c'è il semaforo. Adesso qua saliamo per andare a vedere la panchina. No. Ti dico solo, l'acceleratore al massimo. Sì. Se metto la quarta comincia a scendere. Ma che devi fare? A scendere, perde velocità. Perché? Perché non ce la fa ad aggrapparsi. Sai com'è la Vernasca? Peggio di questa. Sì, è più ripida. Per poco. No, per 10 km. Hai tolto la musica? No, Cioè, si sentono la musica dopo? no. La musica ce l'ho solo nelle orecchie, se tu ti metti qui non la senti, Ma dai, nonostante stia facendo una fatica della Madonna a fare quella strada qua, non è male, fatta bene. Questa qua fatta da solo è da ginocchio i tornati. Da che lato è poi la curva? Questo? Eh? E da questo lato poi la curva che facciamo per Così. Ma che cazzo? Mi serve di là per farmi vedere. Perché? A me serve così per farmi vedere. Ma è uguale. No,
Ah? E quindi io con la curva. No, poi ripassiamo davanti. Ci ripassiamo davanti un'altra volta. È una curva così. Quando ci ripassiamo davanti a tornare indietro, non adesso, poi, è come l'abbiamo appena fatta. Ma sarebbe giusto che ci mettessero qui, loro sono ragazzi. La facciamo da entrambi i lati? Sì. Perché? E ora ripartiamo. Abbiamo davanti una Ferrari d'epoca più un paio di Porsche, un po' più nuove però, più altre macchine d'epoca ancora più avanti. So che c'è qualche raduno da qualche parte. Sì. Sì, vabbè, a parte quelli lì in mezzo, noi e qualcun altro più dietro. Ora girati. Non riesco a girarmi. Non riesci a fare così con la testa? No. Come no? Ora vedo una palla dietro. Quella lì è una di quelle d'epoca. Effettivamente. Brava. Sì. Non far passare nessuno. Adesso vediamo se non c'è davanti nessuno. Bravo. Intelligente. Non possono dare la volta. Vai. Ok, adesso andiamo di nuovo sulla parte bella. Ok, qua sono quelli che fanno le foto. Brava. Ma non c'è più la musica, fermati. Cosa c'è? Qui in mezzo non è il massimo. Dove c'è uno spiazzo. Ok, ripassiamo direttamente di nuovo dal fotografo. Complimenti, questo qua che taglia. Qua
Eh? Secondo me quella di prima. Prima. Di qua. Adesso continuiamo sulla strada qua del Lungolago e cominciamo ad andare di nuovo in direzione Sarnico, poi Brescia. Forse ci va bene che per adesso non ci abbiamo non ci abbiamo più per un po' il traffico davanti. Pieno di ciclisti sul lago in ottobre. Altra macchina. Questa è la parte bella. E ovviamente dove diventa la strada più bella sulle macchine. Mettila quando già giri la freccia la prossima volta. E dove ho fatto l'incidente quest'estate qua? Come? Qua? Su quelle strisce che c'erano lì indietro. No, scusa, aspetta. Aspetta. No, non questa, è più avanti, scherzavo. Tanto. Qua. I ricordi. Quando mi sono schiantato contro la macchina quest'estate, ero qui. Eh? Cacca Hotel, guarda, Cacca Hotel. Cos'è Cacca Hotel? Che c'era sempre Cacca prima. Ah, prima, è cambiato adesso. Certo. Quando lo guardo com'è è cambiato. Qua incomincia ad esserci un po' di traffico, ormai siamo già alla fine del lago praticamente, perciò direi che per questo video di questo weekend può essere tutto. Dico di questo weekend perché noi siamo qui da sabato, non ho registrato nulla purtroppo sabato perché c'era sempre traffico, ma vabbè, vediamo cosa sarà uscito da questa mattina. E niente, io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.